sono Marinella Camerani, sono la titolare dell'azienda agricola omonima, si chiama come me, gestisco a Podere Castagnè un agriturismo e qui gestisco un'azienda insieme ai collaboratori, un'azienda vinicola. L'idea è quella di mantenere le caratteristiche dell'azienda agricola, quindi vendiamo quello che produciamo, facciamo biodinamica, siamo certificati Demeter, mentre l'agriturismo sono dei piccoli alloggi molto liberi dove le persone condividono il vivere in campagna. Da sempre praticamente cerco di utilizzare bene i fondi che ci dà il GAL e mi sono sempre serviti per migliorare da una parte l'accoglienza per quanto riguarda l'agriturismo, per quanto riguarda la cantina, macchinari, anche adesso sviluppi tecnologici. Senza fondi probabilmente non avrei neanche avuto il coraggio di fare anche gli investimenti che ho fatto, quindi abbiamo migliorato l'imbottigliamento, comprato botti nuove, adesso abbiamo comprato delle vasche in cemento, pompe nuove, quindi diciamo che tutti i macchinari che ho io in cantina sono stati acquistati con il contributo di Avepa e nell'agriturismo quando io l'ho acquistato era un rudere e quindi un po' alla volta è diventato un posto bellissimo. In riferimento alle modalità di erogazione dei fondi, alle pratiche amministrative, ho avuto veramente una grande collaborazione da parte di tutti, soprattutto negli ultimi anni. Sono contenta, sono importanti perché ci permettono di avere un buon reddito. Noi eravamo in 2, adesso siamo in 9. Quindi comunque fanno restare le persone da noi in Lessinia e sono importanti per lo sviluppo delle aziende agricole. In futuro li userò ancora, sto già preparando i documenti per il PSR che scade la settimana prossima e anzi mi auguro che mettano dentro anche i trattori se è possibile, che dobbiamo cambiare il parco macchine.